Sono le 8 di sera quando sul cielo di Roma un piccolo aeroplano lancia migliaia di volantini incitanti gli italiani e il re a ribellarsi al fascismo. A pilotarlo è Lauro De Bosis, poeta e intellettuale antifascista, fondatore del movimento Alleanza Nazionale per la Libertà. Chiunque tu sia, tu certo imprechi contro il fascismo e ne senti tutta la servile vergogna. Ma anche tu ne sei responsabile con la tua inerzia. Non cercarti un'illusoria giustificazione col dirti che non c'è nulla da fare. Non è vero. Tutti gli uomini di coraggio ed onore lavorano in silenzio per preparare un'Italia libera. L'impresa crea non pochi imbarazzi, dimostrando l'inadeguatezza del sistema difensivo aereo, fiore all'occhiello del regime. Dopo circa mezz'ora di volo, l'aereo si dirige indisturbato verso il Mar Tirreno, dove, rimasto probabilmente a corto di carburante, si inabissa.